La cerimonia di intitolazione della Aula Magna ad Alexandra Wolf di Stomerzi Tomasi di Palma. Prego l'orchestra di iniziare. Grazie, è con orgoglio che vi dico che abbiamo iniziato proprio con questo brano, con i nostri ragazzi, con la nostra orchestra, perché grazie al loro impegno questo brano è stato selezionato al Festival delle Scuole, il Festival Internazionale delle Scuole a Sanremo. Con questo brano, la notizia è proprio fresca, i nostri ragazzi saliranno nel palco dell'Ariston, quindi ringrazio loro per l'impegno. Questo è il nuovo volto di Palma che vuole mostrarsi a tutti voi, grazie alla cultura, alla forza della musica che supera ogni barriera e all'impegno dei ragazzi che di pomeriggio vengono qui nella nostra scuola a perfezionarsi insieme con i loro professori di strumento, che ringrazio, professori d'orchestra, il direttore d'orchestra e tutti i professori che alle spalle hanno grandi curricula e continuano ancora a perfezionarsi. Io sono molto contenta di questo continuo studio. Detto questo, che diciamo è anche una dedica, tutto il nostro lavoro ha un fine, quello di stimolare i nostri alunni per una sana crescita culturale e anche umana di conseguenza. Detto questo, passo la parola al nostro sindaco, che ringrazio per la sensibilità culturale che ha avuto, per aver apprezzato, aver creduto in questo progetto che condividiamo insieme con la coralità, la presenza di tutte le associazioni culturali della parte sensibile di Palma, per portare Palma in alto, legandola alla storia dei Tomasi di Lampedusa e quindi legandola ad Alexandra Wolf di Stomerzi, questa altra meravigliosa figura che va riscoperta. Signor Sindaco, ti passo la parola. Grazie di cuore perché la scuola ha bisogno di te, del tuo aiuto, della tua sensibilità continua. Dobbiamo camminare di pari passo perché questi ragazzi lo meritano. Grazie per le splendide parole, grazie per il momento che oggi ti stavo chiamando signora Presi, signora dirigente, però dico per i rapporti di famiglia e personali che ci legano, grazie ancora di tutto Laura. Oggi per noi è un'emozione vera, un'emozione unica. Ci eravamo lasciati in quest'aula con la preside San Filippo
Oggi, dopo 7 mesi, ci ritroviamo a realizzare quel sogno che da tanto Laura ci aveva proposto e ci ha sempre creduto, e siamo finalmente qui. Ricordo con piacere quest'estate quando mi passasti al telefono per la prima volta il Principe e l'emozione che rimase nel mio cuore, e lo conservo come un ricordo indelebile. Oggi incontrarlo di persona accresce tale emozione. Il rapporto di Palma di Montechiaro con il Gattopardo, con la famiglia Tomasi, è un rapporto che si perde nella notte dei tempi. Noi siamo una città fondata dalla famiglia Tomasi e devo dirle, Principe, che a volte vedere solo il titolo Principe di Lampedusa e doverlo spiegare per esempio a Milano e a Torino che Tomasi erano anche, e prima ancora, Duca di Palma, è un motivo di vanto da parte nostra. Personalmente io mi sento molto legato e vi racconterò un passaggio molto riservato, cioè che afferisce alla mia sfera familiare. Ero un ragazzino, Laura se lo ricorderà, mio zio, la buonanima di mio zio, era molto affascinato dal romanzo. E quindi io da bambino, da ragazzino, mi sedevo ai piedi del suo letto e sentivo recitare questi passi del Gattopardo. Questa narrazione portava in me, giovane ragazzo, giovane studente come voi, giovane allievo, a immaginare con la fantasia, anche perché alcuni tratti lo ricordavano, tu me ne darai atto, fosse soltanto per l'amore per il gentil sesso, e mi ricordava nei tratti Don Fabrizio. Io cercavo di immaginare come se fosse quasi quasi con le fattezze di zio Giulio, ma al di là di questo ricordo intimo e personale. Nel romanzo abbiamo noi quasi una forma di arresa da parte dell'autore. Però poco fa, nelle poche parole che abbiamo scambiato con il Principe giù, ho detto: Principe, come ha viaggiato? Perché chi ha letto meglio di me il romanzo ricorderà la carrozza che per arrivare a Donna Fugata attraversava le vie sterrate, tanto era la polvere e la calura. E allora il Principe mi disse: questa volta abbiamo viaggiato in maniera agevole, le strade sono cambiate. In realtà ancora noi siamo convinti che le strade devono cambiare, perché per raggiungere Palermo credo che non sia più il tempo della diligenza, ma non siamo poi così distanti. Al di là di tutto, Palma non può e non deve prescindere dal rapporto con i Tomasi, perché in quella famiglia noi possiamo trarne forza per la nobiltà d'animo, per la devozione nei confronti della Chiesa, per aver generato e aver contribuito con figure di livello altissimo. San Giuseppe Maria Tomasi è santo, Sor Maria Crocifissa è beata e venerabile, e speriamo presto possa giungere agli onori anche ella degli altari. E fosse solo perché hanno fondato questa nostra città. Hanno fondato Palma e ci hanno regalato quei monumenti unici e meravigliosi che noi abbiamo. Se Palma, anche in un momento così difficile, perché mai come oggi Palma sta attraversando un momento molto molto difficile, mai come oggi, se Palma ancora può e deve sperare in un futuro diverso, lo può fare, lo dicevo poco fa all'amico Arturo, lo può fare solo guardando a quel passato e ispirandosi a quel passato, nella consapevolezza e nell'orgoglio di essere stata capace di produrre eccellenze. Oltre alla famiglia Tomasi non possiamo non ricordare il primo arciprete, l'Odierna, Gian Battista Odierna, fine astronomo, si narrano di rapporti epistolari con il Galilei, o come dimenticare il Cangiamila, uno dei primi a tentare, si diceva alcuni giorni fa, il parto da cadavere. Quindi persone eccellenze di animo, eccellenze di cultura, persone che si sono spese per questa terra, e noi li dobbiamo vedere come modelli, come ispirazione, e questo legame con la famiglia Tomasi deve servire da faro, cara Laura, deve servire da guida, affinché tutti insieme si ritorni a essere degni ed orgogliosi della nobile storia che questa terra ha. Quindi l'amministrazione è totalmente a disposizione di queste iniziative e coglie con favore il fatto che a Palma, a differenza di alcuni anni fa, sono nate diverse associazioni culturali,
Ma non sono associazioni culturali fine a se stesse, sono associazioni culturali che operano realmente nel territorio. Fino a pochi giorni fa, qui vedo la Presidente Mariana Vaccaro, insieme alla FIDAPA e a tantissime altre associazioni abbiamo realizzato il progetto Viva Vittoria, un progetto meraviglioso in cui anche lì, nelle tenebre, si apre uno squarcio e anche lì inizia a passare la luce e si ha sempre di più la convinzione e la forza che Palma potrà finalmente risorgere. Grazie a tutti. Grazie a te, caro Sindaco. Io non posso che essere d'accordo, condividere questo desiderio di rilanciare il nostro paese sia dal punto di vista culturale e poi ovviamente tutto, una cosa tira l'altra, di conseguenza se noi avremo la capacità insieme di rilanciare Palma dal punto di vista culturale, grazie alla presenza di tutti voi, ciascuno di noi deve fare la nostra parte, allora noi ce la possiamo fare. Io ci credo, non credo nella irredimibilità della Sicilia, per me non è irredimibile, non è una terra irredimibile, spetta a noi rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare insieme. Ma lasciatemi ringraziare oggi tutti i signori presenti al tavolo dei lavori, dalle forze dell'ordine rappresentate da una donna. Oggi Palma si colora di rosa, anche quest'aula è rosa, è dedicata ad una donna, quindi dalle forze dell'ordine, il commissario Spirio, al Don Gaetano Montana, l'arciprete, a Letizia Pace, presidente del Consiglio Comunale, ad Angela Rinollo, assessore alla cultura e allo spettacolo, e ovviamente Sindaco, io ti ho già ringraziato, però adesso ci dobbiamo mettere, diciamo, come dire, le mani in pasta e iniziare a progettare, quindi dobbiamo programmare insieme qualcosa di reale, di concreto, per far sì che il nostro concorso di letteratura e musica internazionale possa avere dei fondi, perché finora è andato benissimo ed è stato a fondi zero. Noi come scuola ci siamo svenati con l'aiuto di tutto il paese. Il concorso internazionale di letteratura e musica dedicato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha visto qui a Palma di Montechiaro presenti gli inglesi, l'Università di Bath, in seconda battuta la Scuola Italiana di Atene. Di conseguenza, quando Palma chiama, cultura chiama cultura, Palma chiama la Sicilia, nel nome di Tomasi chiama un'altra grande terra di cultura, risponde, la Grecia risponde. Ovviamente ci sono delle spese, sono piccole cose, sono cosucce, però senza i finanziamenti, senza la progettazione, noi non possiamo continuare a svenarci, quindi abbiamo bisogno di voi. Questo sono riuscita ad ottenerlo grazie alla collaborazione della squadra dei miei docenti, instancabile, alle mamme meravigliose che donano al fine di donare, quindi vedrete anche un buffet offerto con le tradizioni tipiche sia dalle professoresse che dalle nostre meravigliose mamme. E quindi vogliamo diciamo, mostrare questo lato di Palma solidale. Palma c'è, quando c'è un'iniziativa culturale Palma risponde, quindi è giusto poter in questo momento stigmatizzare appunto questo momento e utilizzare come un inizio di data l'intitolazione dell'Aula Magna di Alexandra Wolf di Stommers di Tomasi di Palma, di cui ne parleremo a breve, con un nuovo inizio, un risveglio culturale di questa città, grazie alla collaborazione di tutti noi. Ovviamente devo ringraziare il mio amico Gioacchino Lanza Tomasi, che ho nel cuore per tantissimi motivi. È un gigante tra i giganti, un musicologo di grande raffinatezza culturale, di grande sensibilità umana. Ho grande stima per Gioacchino Lanza Tomasi e lui ama il nostro paese. Sappiate che ha grandi progetti per il nostro paese. Ha la capacità di poter trovare quegli agganci giusti per rilanciare Palma di Montechiaro.
Palma di Montechiaro oggi si deve mostrare accogliente. Se in passato, signor Sindaco, non lo siamo stati, adesso dobbiamo iniziare a rimboccarci le maniche e a cambiare direzione. Palma, nel nome della cultura, nel nome della musica, nel nome di tutto ciò che ci può essere di buono, sta vivendo un risveglio. Sta vivendo un risveglio e la vostra presenza, la presenza dei ragazzi soprattutto, mi dà, come dire, la forza di poter continuare questo progetto. Qui nella sala, caro Gioacchino, ci sono anche delle persone straniere che sono presenti proprio per questa occasione. C'è una rappresentanza della Russia, invito il professore Graziano Mossuto e la sua collega che viene dalla Russia a presentarvi, a farvi vedere, e poi abbiamo l'artista Steiner della Germania che invito ad alzare. Please stand up, thank you. So, vorrei ringraziare perché lui è qui e anche fare un applauso perché lui donerà delle sculture a Palma di Montechiaro, delle sue opere. Stiamo lavorando affinché ci possano essere dei rapporti internazionali, la scuola è gemellata con varie nazioni e anche grazie alla potenza della musica che elimina qualsiasi tipo di barriera fisica e mentale. Abbiamo questo gemellaggio adesso con la Russia e sono presenti, quindi loro vogliono partecipare al nostro concorso di letteratura e musica su Giuseppe Tomasi Lampedusa e quindi che dirvi, sono molto, molto contenta di questo, ma c'è tanto lavoro alla base che dobbiamo fare insieme. A Gioacchino Lanza Tomasi, che ringrazio di cuore, chiedo sia di tratteggiare il profilo di Alexandra Wolf di Stomersi Tomasi di Palma, sia di dirci cosa in realtà Palma può fare, cosa noi in realtà possiamo fare. So che è un progetto meraviglioso di cui mi ha parlato, però è il momento giusto per poterlo condividere con voi. Grazie. Grazie. Io sono venuto a Palma la prima volta insieme a Giuseppe Tomasi, 2 volte nel 66. Lui non vi era mai venuto precedentemente e Giuseppe era un uomo povero, ma dire povero veramente povero, insomma. Aveva perduto i suoi beni nel corso del tempo. Tomasi già non ne avevano più, ma la madre, la Beatrice Cutò, attraverso cui eravamo parenti, perché io ero un lontano cugino di Giuseppe, mio bisnonno e sua bisnonna erano fratelli e sorelle. A un certo momento, nei primi dell'Ottocento, la famiglia Tasca, che allora emergeva come una delle nuove proprietà terriere importanti, organizzò un fideicommesso e ci fu il matrimonio di Beatrice Lanza di Trapia, che era la seconda di 19 figli, con Lucio Tasca, e la Beatrice fu in quel caso fatta conte dal marito, da re Ferdinando II. Giuseppe, lui racconta della sua infanzia, ha scritto questo libro, Ricordi d'infanzia, in cui dice lui vivevano sulla dote della Lampedusa, che era la famiglia Tasca-Cutò, erano molto ricchi, e dice che in quell'epoca lui era ben voluto da tutti con lui erano
molto affettuosi, gentili, anche persone che dopo gli saranno decisamente ostili. Questo si riferiva alla decadenza degli altri, perché i fratelli di suo padre erano poveri in canna, fecero matrimoni terribili e vi furono varie liti intestini ereditari. La Beatrice poi fece un grande sbaglio, che siccome la Lampedusa c'era un'eredità giacente, cioè quando i due morivano, il gastronomo e la moglie morivano, le figlie femmine dicono i maschi che sottrassero il testamento. Quindi si iniziò una causa penale per furto del testamento. La cosa non fu mai provata, quindi la causa andò avanti per molti anni. Dopo la prima guerra mondiale, che erano passati già 40 anni, c'erano altre generazioni, la mira fu messa su un'altra questione, perché vi erano tre signorine Lampedusa che abitavano in una villa che stava, dopo la guerra ancora si vedevano i piloni di ingresso, dove ora è via Caltanissetta, via Catania, tutta quella parte là. E il capitolo finale, quello delle reliquie, narra di cose veramente avvenute. Insomma, è vero che il cardinale Lavitrano fece fare un'ispezione sulle reliquie, è vero che in parte furono tutte buttate, e è anche vero poi questa lite fra i due rami, perché la principessa Maria Stella, la moglie dell'astronomo, lasciò un testamento in cui diceva che era stata col marito 37 anni, avevano fatto di matrimonio, ma questo bastava, e quindi che voleva essere sepolta in una tomba differente. Infatti furono sepolti in una tomba differente. Giuseppe lo ampliava dicendo che voleva essere appesa al muro fra i cappuccini, ma questo non è vero. Lei costruì una tomba differente dove andarono le zitelle, la Sirignano che ereditò da lei, eccetera. E come avviene nei nostri paesi, questa è scomparsa, perché ora si è fatta una disposizione per la carenza di posti nei cimiteri nel comune di Palermo, che le tombe di famiglia, se non sono, diciamo, non vi entra un nuovo morto dopo 30 anni, vengono sequestrate e vendute. E questa tomba è stata venduta. Io sono andato l'anno scorso, vi sono stati gli articoli dicendo la tomba del Gattopardo è maltenuta. Non era mantenuta, è che i custodi del cimitero prendevano delle pagine del mio libro, le fotografavano e le mostravano ai turisti, che vengono dei turisti a visitare la tomba. Poi ci pioveva, nessuno puliva, quindi era tutto in cattivo stato da questo punto di vista. Quindi ebbi un'ingiunzione, ho rifatto la tomba. Spuntarono anche alcuni che c'erano andati chissà perché poi qualcuno andava, diciamo, la gestione dei cimiteri è una delle cose più crudeli. Cosa volevo dirvi? C'è una frase comune che si dice: mogli e buoi dei paesi tuoi. Questa cosa la dovete considerare che è un po' alla base di questo matrimonio, perché là erano paesi assai diversi, assai diversi. E abbiamo trovato poi Giuseppe, quando, diciamo, io sono diventato suo amico, io lo vedevo a casa, veniva, diciamo, quando c'erano delle grandi feste, allora si invitavano 300 persone, tutti i parenti, eccetera, e veniva. L'ho visto 4 o 5 volte. In mezzo a questa, diciamo, che era la società palermitana del tempo, spiccavano 2 coppie che avevano tutti, come Giuseppe, una moglie autoritaria ed imponente. Poi Lisi non era molto più alta di Giuseppe, ma quella fotografia che vedete là, insomma, mostra lui è sempre un po' indietro, eccetera. Sì, anche
c'è un cappello colossale, insomma, che diciamo l'alza di centimetri 20, vabbè, anche quello. E l'altra era la coppia dei principi di Montevago, che la moglie era del lago di Como, eppure una donna nordica, imponente, eccetera. E questi si distinguevano, ma la Montevago non aveva fatto attività come lui, sì. Ma in Lisi vi furono proprio molti fatti della sua vita, per cui che conosciamo adesso, perché adesso attraverso alcuni diari, uno in russo anche, che ha lasciato la sorella di Lisina, Olga Bianchieri, e che ora è stato tradotto. Questo diario parla del suo matrimonio col primo marito, che era un loro cugino baltico che si chiamava Andrei Pilar von Pilchau. Un matrimonio che andava molto male in quanto il marito era un deciso omosessuale. Però la adorava, infatti diciamo quel mondo della serenità, diciamo, che voi vedete in queste fotografie, insomma, il palazzo ben tenuto, la madre con le figlie, o i due, io in questo posto ci sono proprio stato, questa è Jurmala, che è stata fatta da Eisenstein, un grandissimo architetto del Liberty, zio del regista della corazzata Potemkin, che ha fatto un meraviglioso quartiere di Riga, e poi questa stazione balneare sul Baltico. Questa si riconosce proprio perché, come vedete, è tutto cintato e ci sono dei boschi, è tutta una costruzione urbanisticamente pensata. Poi vi è questo squarcio sul mare, gli accessi al mare, questo posto proprio è riconoscibile ancora adesso. E quest'amore, diciamo, da documenti che abbiamo, da questo diario e anche a memorie della sorella, che ha lasciato anche delle memorie di quel tempo, e fu una grande sorpresa, perché Lisi in verità era un antefatto di quello che si può dire il grande femminismo dell'Europa centrale. Cioè vi sono queste donne che avevano un'idea della forza, del dominio, anche del dominio, diciamo, nelle relazioni sentimentali e compagnia bella, e che quindi erano delle figure dominatrici. Molte di queste furono legate alla psicanalisi, fra l'altro. Insomma, la Lou Salome, per esempio, che era una psicanalista che abitava a Monaco, personaggio famosissimo, erano, diciamo, delle persone che hanno avuto amanti importantissimi, psicanalisti, o anche fuori di questa cerchia. Lei fu l'amante di Benjamin, fu anche, pare, l'amante di Freud, la Salome, eccetera, eccetera. Ed erano le persone, diciamo, che indipendenti, e indipendentissima era la madre della Barbie, questa cantante da camera, fece una vita completamente autonoma, gestita da se stessa. Lei era una straordinaria musicista, non aveva una voce potente, una voce da camerista. Prima è stata la protagonista della rinascita del mondo del Settecento italiano. La musicologia è un'arte che appare in Germania ed è collegata soprattutto a Bach, perché Bach per 200 anni resta un modello didattico e compositivo. Da Bach a Brahms tutti vedevano quei modelli come punto di riferimento. In Italia invece non c'era, si consumava la musica del momento, la musica del passato era stata completamente trascurata e abbandonata. Due musicisti napoletani, grandi pianisti, direttori d'orchestra e compositori, Martucci e Sgambati, rilanciarono l'idea di rifare lo strumentalismo italiano. Andarono a studiare a Lipsia, che era il grande conservatorio fondato da Mendelssohn, e si formò questa rinascita dello strumentalismo, di cui la Barbie fu una protagonista. Lei fu amante di entrambi, e credo nello stesso periodo. Insomma, c'è un libro molto
dettagliato su cosa fare. Poi diciamo, fece una carriera internazionale, soprattutto tedesca viennese, e divenne l'ultima amante di Brahms. Ci sono le fotografie di lei con Brahms che escono dall'Hotel Impiria. Anche questo qui era tutto in completa autonomia. Lei aveva l'impero austro-ungarico era, come anche l'impero zarista, era amministrato principalmente da ebrei tedeschi, e lei aveva un agente e poi un amministratore che gestivano i suoi affari, quindi una persona che faceva proprio quel che voleva e con spirito di dominio. Era un uomo interessante e straordinario, devo dire il vero, e Lampedusa non lo amavamo. Lampedusa era un uomo piuttosto deluso del mondo, e quindi era un uomo, diciamo, satirico con la gente. Aveva sempre delle osservazioni, molte volte contro se stesso. La guerra l'aveva lasciato completamente senza denaro, e per esempio lui faceva questo tipo di spirito: se io non mi invento, diciamo, una trovata, qualche cosa, un wicked joke, lo diceva in inglese, uno scherzo maligno su me stesso, che faccio? Io mi sparo, non ho proprio di che vivere, e così la mia casa è completamente, la sua casa era stata completamente distrutta, quella che aveva sempre amato. Quella che aveva comprato era in condizioni terribili. Diceva: questa è una casa straordinaria perché c'è sempre acqua dal cielo e non c'è mai acqua dal rubinetto. Ed era così, perché i tetti erano stati aperti dai bombardamenti e l'acqua nell'acquedotto non c'era, non funzionava. Loro vivevano in una condizione terribile, la loro cucina era piena di bottiglie di acqua perché non c'era acqua corrente. Insomma, vissero in condizioni veramente piuttosto disperanti. Ma dopo la guerra lei trovò la psicanalisi, divenne presidente della società psicanalitica, e quindi le cose si svolsero diversamente. Diciamo... Devo stopparla un attimo. Sì. Chiedo scusa Gioacchino, devo stopparla un attimo. Poi le farò altre domande, perché desidero adesso, prima che si preparino i nostri musicisti, desidero porgere la parola ad altre persone che vogliono salutarla, e sono Don Gaetano Montana, il nostro arciprete, al quale chiedo di concretizzare, e lui mi sta aiutando in questo, un reale incontro tra Gioacchino Lanza Tomasi e il nostro cardinale Montenegro, perché se noi dobbiamo in realtà lavorare insieme abbiamo bisogno di sinergie. E poi passo la parola, dopo il Don Gaetano Montana, a Letizia Pace e ad Angela Rinollo. Io credo solo un saluto velocissimo, che è questo. Questi sono momenti in cui noi recuperiamo la nostra identità, e recuperarla insieme a persone che, così come fa il principe, ci narrano delle storie che ci interessano, no? In questa dimensione narrativa molto bella, no? Significa recuperare non solo per noi, ma in modo particolare per i ragazzi, e la scuola ha questo compito particolarissimo, no? Recuperare un'identità che, se smarrita, non ci dà più futuro. Noi abbiamo bisogno di questa identità molto molto forte, e certo questa è un'opportunità, e le opportunità si moltiplicheranno. Il rapporto tra questa scuola, tra l'altro, e la Chiesa è stato sempre molto forte per tante cose, insomma, ci siamo incontrati, e questo diventa un modo per poter continuare a recuperare pezzi di identità che rischiano di perdersi. Ma un momento di grande verifica che noi lo avremo tra il 12 maggio e il 1 giugno, perché dal 12 maggio al 1 giugno il cardinale verrà a fare la visita pastorale a Palma, quindi sarà un momento estremamente intenso di verifica di un cammino, ma soprattutto sarà un momento di progettazione
di ciò che dovremmo fare in futuro. Ci sono delle cose a Palma che dobbiamo recuperare, certo, dobbiamo recuperare delle realtà, ma soprattutto dobbiamo recuperare una storia, perché è inutile pensare di recuperare degli edifici se non recuperiamo la nostra storia. Questi momenti ci aiutano a recuperare la storia per capire quanto siano importanti gli edifici, no? Ma perché c'è una storia, insomma, c'è una storia fatta di persone, fatta di incontri e fatta di costruzioni di futuro. Su questo credo che siamo parecchio impegnati, sia sui progetti, sull'idea che sulle azioni che stiamo svolgendo, e io credo che in questo periodo di visita pastorale avremo da mettere in cantiere tante cose. Noi abbiamo iniziato con la verifica e subito dopo Pasqua cominceremo con una forma di progettazione per capire come rilanciare questa presenza all'interno del nostro Paese. Allora mettiamoci in questo cammino insieme e credo che non facciamo ricordi, facciamo progettazione, ma la progettazione ha bisogno di radici. Grazie padre. Quello che abbiamo bisogno di concretizzare proprio per far sì che poi le tue parole possano essere dei fatti è la necessità, così come suggerisce Gioacchino Lanza Tomasi, ma vorrei che ve ne parlasse lui poi, far sì che il monastero delle Benedettine di Palma di Montechiaro abbia delle nuove suore, abbia una vita all'interno con altre possibilità per Palma di rilancio, così come quando ci fu la badessa suor Enrichetta Fanara. E in quel momento quella donna fece diventare il monastero un centro di aggregazione, ma anche un centro in cui si producevano mandorlati e si producevano anche corredi di grande raffinatezza. Quindi il concetto è mettere lì altro, non solo questo ma altro, e lì, grazie all'aiuto della Chiesa, ai suggerimenti di Gioacchino Lanza Tomasi, a delle sinergie di una Palma che si vuole risvegliare, è proprio lì che potrebbe nascere un fermento culturale, economico, di rilancio del paese. Si potrebbero lì inserire degli esperti che restaurano i nostri paliotti, e anche quello che c'è dei quadri, quindi dei restauratori, e da lì far nascere tutta una strada. Ecco perché è necessario che ci si sieda attorno a un tavolo e, se veramente vogliamo realizzare qualcosa di concreto e non rimanere nel mondo dell'iperuranio e delle idee, abbiamo bisogno di guardarci negli occhi e di concretizzare. Scusate perché mi sono dilungata, passo subito la parola alla dottoressa Letizia Pace, Presidente del Consiglio Comunale. Lui è Gio. Infatti Liliano, dicevamo il figlio scelto, Letizia, diciamo il figlio scelto proprio perché in lui evidentemente l'autore del Gattopardo vedeva il futuro, vedeva intelligenza e tutto il resto. Scusa Letizia, grazie Liliano per il tuo piacevole intervento. Buongiorno a tutti, ringrazio la dirigente, la mia amica Laura Sanfilippo, che sempre veramente organizza di questi momenti di incontro importantissimi e che crede nel cambiamento. Questo credere nel cambiamento lo trasmette agli altri. Ecco, sei contagiosa Laura, grazie per questo, perché riesci a contagiare il tuo entusiasmo, le tue idee, le trasmetti bene. Sono veramente emozionata oggi di sedere qui accanto al principe, il professore Gioacchino Lanza Tomasi,
tante volte ho visto in foto, altre 1000 volte ne ho parlato con Laura, però certamente averla qui mi riempie di gioia. La ringrazio ed è un privilegio, perché per noi palmesi questo significa che ancora il legame tra la famiglia Tomasi e la nostra terra, questo legame c'è sempre. Però si parla sempre, ecco, di Tomasi, del principe Tomasi, ma poco finora si era parlata della principessa Alexandra Wolf. Per cui oggi veramente mettere in rilievo una personalità femminile nata in un periodo, vissuta in un periodo in cui i termini come divorzio, psicanalisi, femminista erano veramente dei termini sconosciuti e comunque contenevano dei concetti invisi e quasi blasfemi, soprattutto se riferiti ad un essere di genere femminile, ritengo. Ebbene, Alexandra Wolf per quel periodo ha scardinato proprio i canoni ferrei anche dell'educazione indotta sia dal suo rango, perché lei era figlia di una baronessa e di un barone, sia proprio i canoni di quella che era il periodo, il momento storico. Quindi una donna di una grande personalità, lei ne ha tratteggiato un po', penso che continuerà ancora a farcela conoscere, questo è per noi motivo di gloria, quindi è gloria che si aggiunge alla gloria. Noi la ringraziamo per tutto questo, per la sua presenza, e devo dire che oggi la sento qui la presenza, c'è la presenza di Alexandra Wolf. Quindi grazie a tutti voi, ancora siamo veramente onorati della vostra presenza. Grazie al Presidente del Consiglio, dottoressa Letizia Pace. Passo la parola all'assessore Rinollo. Per me è un grande piacere e un immenso privilegio poter accogliere oggi il Principe Tomasi in qualità di assessore alla cultura e alla pubblica istruzione. Palma negli anni ha creato e ha dato vita ad una serie a svariate iniziative e manifestazioni culturali che hanno ricordato quelle che sono le nostre origini legate al Gattopardo, manifestazioni che hanno portato appunto sempre in alto il nome dei Tomasi di Lampedusa. Scusate per la voce, sono raffreddata. Quindi con l'intitolazione di quest'aula magna, di questo istituto, grazie alla passione e all'impegno della preside Laura Sanfilippo, che non si ferma mai, e come amministrazione la ringraziamo di cuore, ad Alexandra Wolf, credo che si rafforzi sempre di più quel legame di cui parlava la dottoressa Pace, quel legame inscindibile che lega la nostra terra alla famiglia Tomasi. Io quindi ringrazio il Principe, e lo ringrazio di cuore per aver onorato questa amministrazione della sua presenza, lo ringrazio anche per la sua presenza, testimonia ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, l'affetto e l'attaccamento del Principe alla nostra terra, che in qualche modo è anche la sua. Poi lo ringrazio anche perché grazie a lui, scusate il gioco di parole, grazie a lui che si è potuto custodire negli anni il patrimonio culturale in termini di documentazione storica, ma anche i luoghi e la memoria della famiglia Tomasi. Il sindaco ha il piacere di donare una targa al nostro Gioacchino Lanza Tomasi. Palma ha bisogno del suo principe.
Grazie ai coniugi Chiarenza, sono meravigliosi, sono una famiglia dedicata alla musica. E auguri. Grazie veramente a tutti voi. Quando Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrive "Donna fugata come paese Palma", ci fa un grande dono. E noi oggi vogliamo proprio ricambiare questo dono, iniziando diciamo con tutte le associazioni che vogliono donare qualcosa al nostro gradito ospite. Vorrei pure leggervi una frase tratta dal diario di Giuseppe Tomasi Lampedusa, che dice: alle 15 si parte in macchina per Palma di Montechiaro con Agnello e Gio. Castello di Montechiaro, immense fotografie, poi Duomo con visita arciprete. Dopo visita al delizioso convento delle Benedettine. Accoglienze festose e cortesi, dono a me della torta di compleanno della graziosa badessa e offerta di Gelsomini. Commosso. Vorrei porgere la parola alle associazioni e alla dottoressa Marilena Maccaro, che rappresenta la FIDAPA, che ha realizzato per Palma di Montechiaro, grazie alla collaborazione della cittadinanza tutta, ha realizzato un'opera straordinaria, un lavoro importantissimo che vede colorare la scalinata della Chiesa Madre, quindi il grigio di Palma si colora con un'opera sociale condivisa. E anche altri monumenti. Il grigio di Palma viene a colorarsi grazie alle donne. Spesso diciamo Palma è donna, e anche l'intitolazione di oggi è ad una donna. Quindi, dottoressa Vaccaro, il lavoro per me ha una grande valenza anche culturale, perché dobbiamo capire che cosa noi intendiamo per cultura, e poi quando si ha la scienza e non si ha la carità non abbiamo concluso niente. Quindi questo bellissimo lavoro unisce tante cose insieme. E soprattutto la forza delle donne che lottano contro la violenza. Quindi hai dato veramente con la FIDAPA un forte segnale contro la violenza sulle donne. Prego Marilena. Ringrazio la Preside, ringrazio tutti i presenti, e non solo per l'opportunità che mi avete dato in questo contesto, ma anche per il sostegno avuto nella realizzazione di questo progetto, che come ha detto Laura non è solo ed esclusivamente l'aspetto estetico. 1000 copertine che hanno ricoperto le piazze antistanti, le scalinate dei monumenti più rappresentativi di Palma. È un'opera relazionale condivisa che ha dato tantissimo, non solo al contesto palmese ma anche fuori. Sì, questo è un modulo, una coperta, è inventariata e catalogata perché fa parte di un'opera relazionale condivisa di un notevole valore sociale. È il pezzo 212, è costituito da 4 moduli realizzati da donne di contesti associativi diversi. Un modulo è stato realizzato anche da un ospite, diciamo così, della casa circondariale di Agrigento. È unito da questo filo rosso che rappresenta l'unione delle donne. È partito questo filo rosso da Brescia, è arrivato a Verona, Cremona, ed è arrivato anche a Palma di Montechiaro. Grazie. Quest'opera il principe dice che li ricorda quando c'era freddo e in famiglia ci si riscaldava con il braciere, quindi lo è riportato. Coperta sopra, i piedi appoggiati su un giro. Ok, grazie tante. Poi hanno fatto il riscaldamento, ancora non c'era.
omaggio floreale anche alla splendida dirigente Laura, che si fa promotrice di diverse iniziative culturali e con grandissima tenacia porta avanti questo concorso letterario che merita il sostegno di tutta la nostra collettività, perché è proprio per la realtà palmese. Grazie. Grazie veramente, molto gradito, grazie. Invito quindi qui i Castellani di Maria. Noi consegniamo due cose, una pergamena che è molto importante per me, con la sua firma, e la cosa che ha scritto e che mi ha colpito tanto è Gioacchino Lanza Tomasi nei luoghi santi, e non poteva essere diversamente. Grazie per quello che ha scritto. L'altro dono che fa sempre la nostra associazione è sulla targa. Ecco, per ricordare l'impegno che lei sta prendendo qua per Palma città di arte. Ecco l'impegno, ecco, su questo, perché noi ci teniamo tanto a rilanciare la nostra comunità grazie alla sua presenza e di tutto quello che può fare. Licia Caravotta a consegnarla. Bene. Continuiamo con le associazioni culturali, grazie per questo gentile pensiero. Il popolo di Palma dona qualcosa a Gioacchino Lanza Tomasi. Professoressa, noi facciamo un progetto educazione alimentare, no? E inoltre abbiamo un bel rapporto con le famiglie, con le nostre splendide mamme. Quindi cosa state donando a Gioacchino Lanza Tomasi? Allora, è un onore per me parlare a nome dei genitori, in modo particolare a nome di un papà che con le sue mani ha, nel rispetto dell'assoluta tradizione antica, preparato il rosolio alle rose e vuole assolutamente farglielo assaggiare. Non è potuto essere qua con noi perché è al lavoro, è un finanziere che sta facendo il suo dovere in questo momento. C'è la figlia Gaia Comparato, il papà è Giovanni Comparato, felicissimo di farle assaggiare e onorato di darle a nome di tutti i genitori questo omaggio dolcissimo. Abbiamo il nostro peso specifico, è il giornale locale di Palma. No, non è musica, Principe, questo è un dono che le faccio io a nome dell'associazione, e noi facciamo da 10 anni, abbiamo celebrato proprio in questa bellissima aula magna i 10 anni di questo periodico. È un periodico che cartaceo, io ho portato l'ultima copia che non è inclusa in quel CD, in cui si parla di tutto. Lei avrà modo di apprezzare questo che è cartaceo, ma tutti gli altri 54 numeri, cioè 10 anni di questa vita, di questa realtà locale. Il giornale è nato con il bianco e nero e poi è diventato a colori, quindi faccio dono dell'ultimo numero che non è incluso nel periodico, e poi mi pregio di regalarle qualcosa di personale che tu hai già ricevuto, sì, che sono i miei 2 libri. Grazie, ci pregiamo di avere il professore nella nostra squadra, nella nostra scuola, il nostro professore di inglese, l'associazione Proloco e subito dopo iniziamo con il valzer. Io mi sono innamorato di Alessandra Wolf per il coraggio delle scelte che ha fatto e di conseguenza le scelte fatte da Giuseppe quando hanno deciso di venire a vivere a Palermo e affrontare quindi il dramma di un trasferimento non solo geografico ma anche culturale. Io sono molto grato a Laura di avere dato modo di rendere più visibile ancora questo emerito personaggio della nostra città, Alessandra di Palma. Ringrazio il Principe per averci onorato con la sua presenza. Grazie veramente, grazie a tutti voi per la vostra presenza. Ringrazio veramente tutti di questa deliziosa mattinata e vorrei dirvi che attorno a questo convegno c'è un progetto, si sta
un produttore di Monaco di Baviera sta girando un film su Alessandro Di Palma e io l'ho messo in contatto con Laura questi. E questo, sì, dopodomani c'è a casa un incontro che è fra l'Accademia di Belle Arti di Palermo, l'Accademia di Belle Arti di Riga e la Università Sigmund Freud di Vienna. Quindi insomma avremo un panorama di queste questioni. Voglio dirvi, il film potremo farcene dare una copia anche, è un film culturale di quelli che in Italia non si proiettano nemmeno, ma lì invece lei è una, diciamo, questo tipo di personalità sono, diciamo, abbastanza diffuse, sono state nell'Ottocento e quindi vanno anche nei cinema commerciali, non solo vanno nei programmi culturali, una sorta, come a dire, di terza rete, ma va anche nei circuiti commerciali, perché hanno un interesse diffusissimo per, diciamo, quello che le loro origini in generale, diciamo, questi popoli tedeschi che si espandevano e avevano conquistato queste terre baltiche con modi molto violenti anche. Ma insomma questo per loro è una conservazione della memoria che sarà fatta sulla figura di Alessandro. Bene, grazie, ringrazio TVA, l'amico Arturo Cantella e tutta la sua troupe per essere presenti a questo evento, a questa inaugurazione, all'intitolazione dell'Aula Magna ad Alexandra Wolf di Stomersi Tomasi di Palma. E adesso concludiamo la nostra giornata con il valzer del Gattopardo. Prego.